È evidente che l'intervento nel decreto sostegni-ter del governo che blocca la cessione del credito oltre il primo livello, diciamo così, è un intervento sbagliato e per questo dobbiamo correggerlo. La norma del decreto Sostegni-ter, che prevede che il credito per i bonus edilizi sia cedibile una volta sola, va eliminata. Una correzione che il senatore veneziano Andrea Ferrazzi intende portare a termine nel corso del passaggio del provvedimento a Palazzo Madama, per una misura definita sbagliata sotto molti punti di vista e che tra l'altro avrebbe anche effetto retroattivo. Ho depositato un emendamento al Senato a nome del Partito Democratico in modo tale che questo intervento venga bloccato. Dobbiamo dare stabilità, dobbiamo dare certezze, non è possibile modificare continuamente le norme in corso d'opera, quando i cittadini stanno già sottoscrivendo gli accordi con le imprese, con le banche, con gli enti finanziatori e quando le imprese stanno già iniziando i lavori. Dobbiamo dare stabilità per una crescita sicura per i cittadini e per le famiglie. Secondo Ferrazzi, che ricopre la carica di capogruppo del Partito Democratico in Commissione Ambiente, stabilità e certezze sono basilari per un settore che sta contribuendo in maniera significativa al rilancio del nostro Paese e all'efficientamento energetico complessivo, in un percorso virtuoso in cui il superbonus 110% e tutti gli ecobonus messi a disposizione di imprese e cittadini stanno rappresentando strumenti straordinari di ripresa.